Amici di Fisra TV, appassionati di hockey, ben collegati dal Palasport di Montebello per la 16ª giornata del massimo campionato nazionale di hockey su pista. Si affrontano questa sera TR Chimica Montebello contro Venete Lab Breganze. Un saluto da Gabriele Pellizzaro e Simone Carraro. Due squadre che arrivano da appunto due sconfitte. Montebello la scorsa giornata è andato a perdere in una chiara partita a salvezza contro il Monza per 5-3, invece il Breganze è uscito sconfitto dal Palaforte per 16-0, quindi entrambe le squadre vogliose di riscatto, una partita anche questa molto importante in chiave salvezza. Cosa ti aspetti, Simone? Sì, una partita sicuramente combattuta questa sera perché, come hai detto giustamente, sono due squadre che vogliono riscatto, hanno perso appunto gli ultimi parziali, soprattutto questo Venete Lab Breganze che è completamente nuovo rispetto all'andata, ha cambiato allenatore, ha cambiato portiere, ha preso il bomber Massimo Tatarani e dunque vuole far vedere quanto di buono ha fatto sul mercato. L'ultima sconfitta in quella di Forte di Marmi è stata pesantissima per 16-0, ma attenzione perché l'emergenza di infortunio non è solo del Montebello, anche perché Breganze gioca con Verona che sappiamo benissimo è infortunato. Allora andiamo a leggere le due formazioni partendo dalla formazione ospite con l'85 appunto Mattia Verona, con il 10 Giuseppe Tagliapietra, 5 con Pietro Agostini, 7 Edoardo Lanaro, 2 per Antonio Tagliapietra, 14 per Facundo Posito, 57 Ramiro Torres, 8 per l'Eterno Massimo Tataranni, 53 per Stefano Dal Santo, 29 per il capitano Mattia Cocco. Per il Montebello invece numero 1 per Juan Carrion, 79 per Thomas Cardoso, 8 per Alberto Peripolli, 73 per Matteo Loguarcio, 6 per Andrea Borgo, 7 per Luca Lombardi, 77 Alex Zordan, 11 per Simone Bolla, 17 Maicon Nardi e 4 per Riccardo Rossi. Appunto del Montebello, ricordiamo, manca il capitano Pato Pinazar. Sì, Mauro Zini di fatto ritrova due infortunati come Andrea Borgo e Alex Zordan, loro fermi nelle ultime sfide che di fatto hanno messo in grande difficoltà la formazione biancorossa. Ricordiamo appunto i due insuccessi con Sarzana e Monza. Questa sera li ritrova entrambi, però l'assenza di Pato Pinasar è pesantissima. Lui uno stiramento appunto durante la scorsa sfida a Monza, ne avrà per un mese circa, un'assenza veramente pesante, Gabri. Gli arbitri dell'incontro Marco Rondina e Paolo Moresco. Ancora qualche istante poi si inizierà a giocare la sedicesima giornata in contemporanea nel Palo Broker di Bassano. Appunto si gioca un'altra sfida in chiave salvezza tra Bassano e Giovinazzo. Sì, sono queste le sfide appunto del campionato. Ricordiamo che appunto si sono già giocate sfide infrasettimanali nel posticipo appunto del campionato di Serie 1, ricordando che appunto in questo weekend c'è stata la Coppa. C'è stata la Coppa, infatti ci sono stati dei buoni risultati per le squadre italiane, il Valdagno con il Sarzana e anche il Monza soprattutto, è la squadra brianzola che ha fatto il colpaccio contro il Noia. Sì, Monza che ha sicuramente ritrovato una certa quadra rispetto all'avvio, che di certo non rispettava per cui era stata costruita questa squadra, sta dando i suoi frutti. L'abbiamo visto anche nella scorsa giornata proprio contro il Montebelle, una formazione in netta ripresa. Possiamo iniziare a vedere i due quintetti. Breganze che schiera appunto Verona tra i pali, Tataranni, Dal Santo, Posito e Facundo Torres, mentre Montebello ovviamente Carrion a difendere la propria porta, ritorno titolare dopo l'infortunio Andrea Borgo, Loguercio come punta là davanti, Thomas Cardoso e Luca Lombardi. Sì, punti pesantissimi appunto in ballo questa sera. Ricordiamo che le sfide di questa giornata, come hai detto te Gabri, si gioca Bassano-Giovinazzo, ma si è giocato mercoledì Lodi-Monza per 4-3 per i lodigiani, 4-4 invece il parziale tra Trissino e Follonica, 4-2 del Sarzana sul Sanremo e Vercelli appunto, squadra che ha rinunciato al campionato di A1, che esce sconfitta a tavolino contro il Forte. È iniziata Montebello Breganze con il Breganze ora in possesso palla con Dal Santo
Torres, da questa parte Tataranni. Cerca di farsi vedere Posito, viene servito Lo Guercio su di lui, i due si conoscono benissimo entrambi la passata stagione tra le file del Montecchio Precalcino. Dal Santo attaccato da Lombardi, gli porta via palla, commette fallo il 7 casacca biancorossa. Intanto vediamo che Zini si affida fin da subito sul rientro di Andrea Borgo. Ricordiamo che lui è stato assente per gran parte delle ultime sfide. Sarà sicuramente difficile rientro per lui, ma ricordiamo che qui ci gioca anche il cuore, perché lui è nato e cresciuto a Braganza. Montebello che allora al primo possesso pulito della gara, eccolo qui, proprio Andrea Borgo, va dall'altra parte Lombardi, giro 3, ora per la squadra di Zini con Lo Guercio che cerca di farsi vedere nel retroporta, sfida molto fisica con Dal Santo, Cardoso, preso in controtempo Lombardi, si ritorna dal portoghese. Cardoso rientra su di lui, c'è Torres, ancora Thomas Cardoso sul retroporta a lottare proprio con Dal Santo, le sue lunghe leve, per andare sull'angolo da Lo Guercio, deve andare a concludere il Montebello. Borgo, il tiro di Borgo sporcato, Cardoso, si è fatto male Thomas Cardoso, ma abbiamo visto anche a Monza come tra la sfortuna immensa che ha avuto il Montebello, tra l'infortunio di Pinasar, anche Cardoso sicuramente non era al top della condizione, molte le botte prese da lui lo scorso sabato. Sì, esatto, a Monza si è messo in veste soldato proprio perché le ha prese tutte le palline e come proprio un guerriero non è mai uscito dalla pista appunto in una situazione di estrema difficoltà dei biancorossi, lui che è il miglior marcatore proprio degli uomini di Zini. Intanto Carion, gran respinta su Torres, appunto dicevamo Cardoso miglior marcatore con 16 rete realizzate fin qui, tra cui anche la doppietta di Monza. Eccolo qui, Thomas Cardoso, Lo Guercio, retroporta per Borgo, litiga un po' con la sfera l'ex giocatore del Forte, Lo Guercio, il tiro, pallina alta, mentre si è fatto male anche Posito nella conclusione di Lo Guercio, probabilmente una steccata sul polso. Mentre sono arrivati anche i sostenitori del Braganza, da come possiamo sentire. Quindi buon recupero palla di Luca Lombardi, cerca di rientrare, il tiro raso terra, vicino sul primo palo, aveva preso in controtempo Verona. Ora sì, Posito. Insidiosa la conclusione di Lombardi al fil di palo che esce davvero per poco. Ancora una volta Lombardi a recuperare dopo uno scambio veloce nella tre quarti avversaria del Breganze. Eccolo qui il 7 Scuola Viareggio, poi una stagione al Forte dei Marmi dove non ha trovato molto spazio. Eccolo qui ancora una volta Lombardi e la sua conclusione non c'entra però lo specchio della porta. Sì, di certo una soluzione per il Montebello con un portiere che ricordiamo gioca di fatto da infortunato, proverà anche le conclusioni da fuori, i tiratori ci sono. Intanto al recupero ancora a Borgo. Appunto Borgo prova il rovescio dritto sui pattini di Posito, allora la ripartenza veloce del Breganze con Tatarani, la chiusura di Lombardi che esulta come avesse segnato un gol. Sappiamo quanto possa essere pericoloso Tatarani sugli 1 contro 1. Ora si alza il pressing della squadra di Zini con Dal Santo, si deve rifugiare sul retroporta, pallina in avanti regalata a Lombardi, rientra, può lasciare palla, finta, poi non trova lo scarico giusto verso Borgo e il Breganze si può riposizionare in difesa. Prende molto spazio ancora Luca Lombardi per mettere in moto la sua velocità, arriva il tiro in 2 tempi Verona. Sì, di fatto una partita anche sentita, ricordiamo, dall'ex in tenuta rosso-nero, ovvero Massimo Tatarani, lui che ha giocato la prima parte di campionato appunto come l'estremo difensore Verona in quel di Vercelli, ma ricordiamo 2 stagioni fa proprio in tenuta bianco-rossa a Montebello. Borgo prova a farci vedere Lo Guercio, lo cerca,
però lo Guercio entra dentro la nonetta del portiere. Posito, serie di blocchi, riesce a scappare il 14 rossonero, però non riesce a passare su Thomas Cardoso, che allora riconquista palla, l'ex giocatore del Murcia. All'indietro verso Borgo. Cardoso, giro 3 ora per la squadra di Zini, deve trovare qualche spazio, cerca di crearlo. Lo Guercio, il tiro di Lombardi, lo vede all'ultimo Verona, ci mette il guantone, fa ripartire il Breganze con Tataranni. L'assist all'indietro, Torres! Ramiro Torres! Il Breganze la sblocca dopo 5 minuti di gioco, ancora con il gol di Ramiro Torres, è l'8º per lui in campionato. Montebello 0, Breganze 1. Sì, grande gol quello di Torres, che appena fuori area fa partire un missile. Carion in primis, a mio avviso, non l'ha vista partire, era disteso, pallina che finisce a fil di traversa, grande rete, ora Montebello che è sotto. Per la terza volta consecutiva il Montebello si ritrova sotto nel punteggio dopo pochi minuti del primo tempo. Breganze ora prova a mettere il muso davanti, cercare di mantenere il possesso e fare la partita. Torres prova ancora, entra, difende, palla, Torres dal Santo, illusione ottica del gol. Lo Guercio prova a ripartire, seguito uomo da Torres, riesce a gestire verso Andrea Borgo. Fuori Lo Guercio, entra per i Polli, primo cambio della gara è del Montebello. Zini prova a ritrovare le rotazioni dei cambi che sono mancate nelle ultime sfide a causa degli infortuni appunto di Borgo e Zordan. Questa sera cercherà di effettuare sicuramente più rotazioni, ma ricordiamo che l'assenza di Ipinassar, soprattutto là dietro, sarà pesantissima. Infatti si vede, Cardoso gioca un po' più arretrato, non in questa occasione. Borgo regala palla al Breganze che può ripartire con Dal Santo, scarico su Posito in area, l'assist per Tataranni che non aggancia la sfera per i Polli, può ripartire, può puntare Dal Santo con Cardoso per i Polli, l'accompagnata diventa di fatto un passaggio per Verona, riparte ancora veloce il Breganze, l'anticipo di Borgo che va a recuperare un'altra pallina, 3 contro 2. Borgo, Lombardi, Borgo per i Polli e colpisce il Verona. Mia. Che giocata e che parata di Verona. Bellissima giocata, quei 3 contro 2 del Montebello, pallina che finisce fuori d'un nulla perché il portiere era completamente fuori. È stato velocissimo a respingere su per i Polli. Bella comunque la costruzione qui degli uomini di Zini. Tataranni può puntare Borgo, rientra ancora Tataranni, non trova lo spazio per il tiro, va a scambiare con Posito da questa parte verso Dal Santo. Fuori dei blocchi Torres, il blocco di Dal Santo, allora Tataranni. Posito cerca di schiacciare la difesa del Montebello, ora il Breganze. Dal Santo trova Posito, gira bene, palla nella metà campo avversaria, ora il Breganze, Montebello un po' in difficoltà. Posito ancora all'indietro, Dal Santo, rovescio, tiro deviato, recupera Lombardi. Si prepara un altro cambio mister Zini, pronto a entrare Alex Zordan al posto di Andrea Borgo, anche lui, anche Zordan rientra questa partita dopo un problema di salute, lui che aveva fatto un'ottima prestazione contro il Follonica, autore anche di una rete. Sì, probabilmente nel periodo migliore di forma proprio di Alex Zordan, è arrivata la bronchite per lui, l'ha fatto saltare le ultime 2 sfide. Qui cercate la pallina dentro da parte di Cardoso per i Polli, non riesce ad agganciare, eccolo Zordan verso Lombardi, blocco, prende velocità Tataranni, arriva il raddoppio di Dal Santo e lo fa benissimo e anche di esperienza, sarà rimessa in favore del Monte. 17 appunto i minuti ancora da giocare in questo primo tempo, fermo sull'1-0 invece la situazione di fali squadra a sfavore del Montebello, che di fatto confermano una partita fin qui, Gabri, più che corretta. Cardoso dietro porta, si chiude bene la difesa del Breganze, Montebello deve accelerare un po' il ritmo per i Polli. Indietro verso Cardoso, trova il piatto Cardoso, Verona con il guantone,
La pallina diventa ancora buona per il portoghese. Ci fa vedere Peripolli nel retroporta, preferisce uscire verso Luca Lombardi. C'è il blocco di Zordan, lo sfrutta Lombardi, non c'è nessuno però nel mezzo. Zordan, ancora Lombardi, finta il tiro di Lombardi, ancora Verona a respingere, poi Peripolli cerca l'assist per Lombardi, su di lui c'è Dal Santo, non trova sbocchi l'ex giocatore del Forte. Ora il blocco di Peripolli, costretto ad andare indietro verso Cardoso, carica un missile, se la ritrova lì Verona. Sì, fa un po' fatica il Montebello in questo istante a entrare appunto in area di rigore. Stiamo vedendo che opta più volte per la conclusione da fuori. Questo è sicuramente un segnale di quanto Crudelli abbia preparato la sfida anche in fase difensiva, costituita sicuramente da giocatori con una grande esperienza. Ora Alex Zordan va alla conclusione che finisce fuori, poi Tatarani anticipa Torres, può ripartire ancora l'ex Vercelli, scarica su Facundo Posito, ancora Tatarani, seguito da Peripolli, ora anche da Cardoso, cercato e trovato, Posito non riesce però a girarsi per il tiro, scarico su Torres e allora Dal Santo. Dal Santo vuole andare sul piatto, ce l'ha, Dal Santo vuole l'assist per Tatarani, mischia in area di rigore, arriva Posito, deve andare a concludere il Braganza, ancora una quindicina di secondi, si prova ora con Torres, diventa buona, Posito per Tatarani, che sul palo più lontano non trova la deviazione, ancora Montebello però che soffre, Torres, rovescio sui pattini, allora Lombardi può puntare Dal Santo, Lombardi alza, schiaccia, diventa buona, poi Verona in qualche modo, riparte Torres 1 contro 1 con Zordan, Tatarani da questa parte, arriva a rimorchio Posito, cerca di scartare Cardoso, diventa buona per Torres, l'assist, Posito, Carrion, si distende para, Juan Manuel Carrion. Sì, bravissimo qui Carrion, Montebello veramente sbavato in fase difensiva, che di fatto ha regalato due occasionissime per i rossoneri. Carrion tira di no nell'ultimo istante, ma attenzione perché il Braganza in questo avviso è sicuramente superiore a Montebello. Agostini per Posito, il primo cambio del Monza, Gloguarcio per Cardoso invece per la squadra di Zini. Torres, Tatarani che nonostante l'età riesce a fare reparto da solo. Sì, un Highlander lui, innumerevoli appunto le stagioni a uno e non solo, perché le ha vissute tutto da protagonista. Peripolli recupera, riesce a gestire verso Zordan, allora Lombardi predica calma il 7 biancorosso, mentre Loguercio cerca di farsi spazio in area di rigore, deve lottare con Dal Santo, seguito proprio Loguercio, rovescio sporcato dalla stecca di Pietro Agostini, poi Tatarani trova il corridoio per Torres, si alza un po' il ritmo ora del pressing biancorosso, bello lo scambio tra Dal Santo e Agostini per uscire appunto dal pressing forse un po' troppo blando del Montebello. Torres per Agostini, risponde presente Loguercio, cerca di recuperare palla, il 73 lo fa bene, c'è fallo di Pietro Agostini, il primo fallo di squadra del Braganza, stesso numero per il Montebello. Intanto cambia anche il parziale da Lubroca a Bassano, con i padroni di casa avanti per 1-0 sul Giovinazzo. Poi qui Loguercio e Lombardi non si capiscono, riparte veloce il Braganza con Tatarani, Agostini a tu per tu, Agostini, Carrion e poi doppia super parata di Carrion, prima su Agostini, poi su Torres ancora, Agostini, Carrion 3 volte, super Manu Carrion. E questo vale come un gol, Gabri, perché era disteso, è stato bravissimo Torres a andare via, ci è arrivato con il gambale, tiene in galla i suoi, grande intervento ancora di Juan Manuel Carrion. Triplo intervento importantissimo da parte del portiere ex bancario, ricordiamo campione del mondo in carica under 19 con la sua Argentina, mentre ora Montebello cerca di farsi vedere in avanti con Peripolli, deve lottare con Tatarani, scarico verso Zordan di prima, Lombardi vuole il rovescio, non ha spazio, si chiude molto bene la difesa del Braganza, conosciamo anche la filosofia di Mister Crudelli, molto difensivista,
Lo Guercio per Lombardi, retroporta, deve tirare qualcosa Lombardi, però c'è fallo in attacco da parte di Lo Guercio. Ha battuto la punizione con Tataranni, c'è il blocco di Agostini, Tataranni murato da Zordan, deve lottare sull'angolo, ancora il Tata, l'assist per Agostini, in area, Peripolli porta via palla, può partire veloce Peripolli, seguito dal Santa, arriva al raddoppio di Torres, cerca l'assist Cecco, verso Lo Guercio, deve lottare con Tataranni, lo fa bene, mette il fisico davanti, ancora Lo Guercio, c'è la spinta di Dal Santo, il fallo da parte del 53. Sì, fallo netto, qui ha provato ad andare via Matteo Lo Guercio, è arrivato lo spintone da parte di Del Sando che di fatto ha sbilanciato completamente Matteo Lo Guercio, giusto il fallo, però dall'altra parte Peripoli, Gabri, ha un po' rischiato un po' con quel passaggio alla cieca, poteva di fatto rendere pericolosissima la formazione ospite che, lasciamelo dire, fin qui superiore ai biancorossi. Primo timeout della gara chiamato da Roberto Crudeli, 9 indicazioni ai suoi. Ti chiedo, Zini, secondo te, mister Zini, cosa dirà ai suoi? Zini sicuramente avrà tanto da sistemare, soprattutto in fase difensiva, perché solo Carion è riuscito a dire di no alle offensive dei rossoneri. Se fossimo 3-0 nessuno avrebbe detto niente, però dall'altra parte anche in fase offensiva di certo un Montebello poco pericoloso che ha provato soluzioni da fuori, perché là davanti, soprattutto in area, fa veramente fatica. Ma anche Pinasar dietro. Pinasar è un'assenza che, come dicevamo, è sicuramente pesante, lui è una pendina quasi irrimovibile per Mauro Zini, se non proprio per dargli fiato. L'abbiamo visto fin qui, lui protagonista non solo in fase difensiva ma anche là davanti, autore anche di qualche bella rete da goleador, lui che goleador non è, e come pronunciavamo l'assenza si fa sentire. 11:52 al termine della prima frazione di gioco, Montebello 0, Breganza 1, l'autore della rete è Ramiro Torres. Montebello ora nel retroporta con Peripolli, di fatto serve l'assist a Torres, poi Tataranni preferisce gestire il possesso, ancora Tataranni, arriva Zordan a rubare palla ma solo per un momento. Cocco per Tataranni, Cocco che è entrato al posto di Pietro Agostini, Torres, il tiro da fuori di Torres, ancora una volta pericoloso il 57 rossonero. Ora Borgo, ne salta uno, Borgo ha provato l'accompagnata, aveva fatto tutto benissimo, bravo poi Verona a metterci la stecca, Tataranni in accompagnata, murato da Zordan, sicuramente anche Borgo è mancato nelle geometrie di Zini in tempo di assenza. Sì, è che bella giocata qui proprio di Andrea Borgo, che sicuramente lui gioca anche con un po' di paura, Gabri, perché comunque la sua assenza non è stata una novità, perché l'infortunio si era presentato in quella di Monza l'anno scorso a Forte e quest'anno un mese fuori proprio per questa lombalgia che si porta dietro. È rientrato proprio questa settimana a pieno ritmo in gruppo, però di certo un po' di timore per non rischiare una ricaduta c'è. Stiamo vedendo qualche bella giocata, ma sicuramente non è di certo l'Andrea Borgo che Montebello vuole, che Montebello ci aspetta e che lui stesso sa di poter arrivare. Ragazzi in possesso, classico giro a 3, ora ci fa vedere davanti Torres, ancora Ramiro Torres, riesce ad andare indietro verso Dal Santo. Eccolo qui, il 53, attenzione al suo tiro, sicuramente un'arma per il Breganze. Ora Cocco attaccato alto da Peripolli, si alza il pressing del Montebello, ma comunque riesce a gestire il Breganze, si crea tanto spazio ora per Mattia Cocco, va il tiro, Mattia Cocco, il raddoppio del Breganze, tiro sotto l'incrocio, imprendibile per Carion. E qui si vede tutta l'esperienza di Mattia Cocco, fa partire un missile dalla diagonale destra scusate, di Carion, che veramente non può far nulla perché passa
all'incrocio dei pali, un gol bellissimo qui del sempreverde Mattia Cocco, e ora è il doppio il vantaggio rossonero. 10° gol in campionato per Mattia Cocco, arriva in doppia cifra ed è un risultato che per il Montebello adesso è duro. Sì, soprattutto per quel che si sta vedendo, perché Montebello fa veramente fatica là davanti, il parziale non è di certo pesante, nell'hockey un 2-0 non vuol dire nulla, siamo ancora al primo tempo, è veramente una vita nell'hockey su pista, ma Montebello sta veramente faticando. Borgo, dato anche Thomas Cardoso ora per i biancorossi. Borgo in alza e schiaccia Verona, buono lo spostamento da palo a palo, poi Loguerto ci mette la stecca, Borgo recupera, può puntare Cocco, preferisce andare indietro verso Cardoso e allora per i polli, Cardoso posiziona a rombo il Braganza, si alza sul portatore di palla Torres, cerca di autolanciarsi Cardoso, Torres recupera, lo fa con un fallo. Sì, quarto fallo di squadra qui del Braganza contro i due del Montebello. Giusto il fallo, scusate, Cardoso era in vantaggio sulla pallina. Torres ha optato e ci ha messo anche il fisico per contrastare il 79 portoghese, ora in possesso. Lombardi per Borgo, vediamo il Braganza tutto schiacciato nella propria metà campo, fa fatica il Monte a trovare spazi. Adesso deve anche andare a concludere, ci prova con Lombardi, deve lottare con Dal Santo. Molto spazio ora per il 53, lanciato in avanti la sfera verso Tataranni. Converge verso l'interno ancora Tataranni, la traversa colpita dal Tata, vicino a 3-0 il Braganza che sta dominando. Sì, pallo pieno ancora il Tata, attenzione, mamma mia che classe. Ancora Tataranni, Borgo che gli sua sulla sfera, riparte veloce, ancora Borgo, l'assist per Lombardi che non riesce a ribattere in rete. Ora Loguercio vuole andare sul rovescio, ancora Loguercio, il contrasto con Tataranni. Borgo, si crea spazio, ancora Andrea Borgo, lascia palla a Loguercio, retroporta. Braganza è tutto schiacciato nella propria area di rigore. Allora Montebello costretto ad andare sul laterale con Borgo, passa, assist, Loguercio, non arriva il gol. Sì, Torres c'è un'attenzione intanto alla caduta di Loguercio, il direttore fa cenno di rialzarsi. Allora Tataranni si gira benissimo, ha cercato il palo più lontano. Ancora Torres, retroporta, alza e l'anticipa con il guantone Carrion. L'arbitro fa cenno che la palla era troppo alta qui sulla scaccia di Torres, ma come dicevamo Montebello veramente in difficoltà là davanti, Gabri, che proprio non riesce a entrare in area di rigore. Sicuramente manca in difesa il Pinasar, mancano le sue geometrie. Ora ci prova Lombardi con il rovescio sulla stecca di Dal Santo, allora Torres largo, Cocco ancora, tanto spazio, Cocco, assist per Massimo Tataranni, ancora Braganze, 3-0. Ed eccola lì la classe di Massimo Tataranni che fa 3-0 e veramente comincia ad essere un macigno ora per il Montebello. 7-10 al termine di questa prima frazione di gioco, ma parlavamo di un netto dominio rossonero. Zini ha tanto da sistemare, time out ora richiesto proprio dal tecnico trescinese, però Gabri, Montebello che, lasciamelo dire, una delle partite più brutte mai viste quest'anno. Sì, di fatto la squadra di Zini non riesce a dare velocità al proprio gioco, una Braganza che comunque è chiuso molto bene là dietro, poi tanta l'esperienza messa in campo da Crudeli con Cocco, Tataranni e Dal Santo, anche con i guizzi di Torres, stanno dominando a 7-10 al termine del primo tempo, 3-0, un risultato netto che di fatto però dimostra quello che si vede in campo. Sì, assolutamente, è un risultato più che giusto, anzi probabilmente se ci fosse anche qualche rete in più nessuno avrebbe di certo da ridire, perché
un'impostazione, quella rossonera, veramente sublime. Fin qui ci si aspettava sicuramente una reazione dopo il brutto tonfo di Forte dei Marmi contro sicuramente una formazione che è candidata al titolo finale, però un 16-0 nell'hockey rimane di certo un risultato molto pesante. La reazione fin qui c'è e si vede perché Crudeli ha impostato una squadra veramente sicura là dietro e decisiva in fase offensiva. Sì, la reazione che manca di fatto al Montebello dopo aver perso 5-3 con il Monte, dopo essere andato avanti per 2-0 in una partita così importante per la chiave, per la salvezza. Ora ci prova Borgo con questa pallina nel mezzo, Verona a pulire la propria area. E ricordiamo che Verona gioca appunto da infortunato, lui una frattura al perone, quindi di certo non una passeggiata, però da fin qui possiamo solo dire che rimane più che positiva la prestazione. Dal Santo per Cocco, veste da ultimo uomo, la conclusione deviata che quasi beffa Carion. Borgo, Lombardi, dall'altra parte c'è Cardoso. Cerca di girare a 3 il Montebello, però ci fa fatica a smuovere la difesa del Breganze, ben messa in campo, ben preparata questa sfida da mister Crudeli. Ora Lombardi verso Cardoso, ancora per Luca Lombardi, cerca l'assist per Peripolli, diventa buona, Peripolli, Verona con la stecca, gliela va a scippare e di fatto salva un gol. Sì, Peripolli si era ritrovato al tu per tu contro Verona e di fatto riesce anche qui a dire di noi biancorossi. Poteva fare un po' meglio Peripolli, non era facile, ma ancora Montebello ora in avanti. Con Lombardi però c'è il blocco da parte di Peripolli, irregolare secondo il direttore di gara. 20 minuti di gioco, risultato netto 3-0 per il Breganze, che continua ad avere in mano il pallino del gioco. Sì, è proprio il Breganze a costruire la partita. Vediamo che è lesto a partire nelle ripartenze, ma soprattutto nella costruzione dei 45 minuti, dei 45 secondi, scusate, riesce. Attenzione! Il palo colpito da Thomas Cardoso dopo che Verona era riuscito a parare, la pallina danza sulla linea di porta per poi andare a finire sul palo. Ancora una volta Thomas Cardoso cerca di dare una sveglia ai suoi. Fallo di Tatarani, il quinto del Breganze contro i 4 del Montebello. Fuori Borgo, entra Zordan. Si è sfortunato qui Thomas Cardoso che ha fatto partire un missile, di fatto rimane sulla linea, ma veramente vicino al gol del 3-1 Montebello. Ancora Lombardi, cerca di passare, alza e schiaccia, fa vedere lo guercio per vie centrali, si va da Zordan, scambio. Ancora Lombardi, blocco di Loguercio, Lombardi sterza sul rovescio, sui parastinchi di Cocco, poi per i polli, Dal Santo riesce a farla sua, Dal Santo per Tata, chiusura da parte di Zordan, riparte il 77 Scuola Valdagno, ancora Zordan, il tiro fa esterno della rete, Lombardi dall'altra parte, per i polli. Sì, molto bravo Zordan nelle retrovie, che di fatto ha stentato una grande occasione per gli ospiti. 4-0-7 al termine, Montebello che ora sembra un po' più pericoloso là davanti. Lombardi prova a prendere spazio, Luca Lombardi accompagnata, Loguercio deve lottare in area, allora Tatarani posito Dal Santo dall'altra parte, eccolo servito Dal Santo col rovescio, finisce fuori la pallina, poi per i polli riesce a recuperare e a lanciare Alex Zordan contro Cocco, Zordan! E lui che la riapre, l'uomo che non ti aspetti, ancora Alex Zordan! E questa è una rete che ci voleva tutta
appunto contropiede. Alex Zordan riesce a portare il gol per i suoi. 3-1, 3:42 al termine di questo primo tempo. Montebello che deve sfruttare questo bel momento appunto di ripresa, lo dicevamo, un po' più pericoloso negli ultimi 5 minuti, e ora Montebello ci deve credere. Un'accompagnata semplice sul primo palo che di fatto va a beffare Verona. Il Montebello allora prova l'accorcio a 3:42, gol importante soprattutto per il morale. Sì, soprattutto per quello, perché il Montebello secondo me non ci aspettava questo blackout, o meglio questa grande prestazione in avvio dei rossoneri, che come dicevamo avevano tanta voglia di riscatto. La Montebello è stato un po' spiazzato da questo 3-0 e questo dominio rossonero. Questo gol può solo che far bene, arrivato in un momento in cui il Montebello era andato più volte vicino ai pressi di Verona. Manca ancora 3:42 al termine di questa prima frazione di gioco. Montebello deve sfruttare l'onda. Secondo gol in campionato per il classe 2001, dopo aver segnato contro il Follonica segna un altro gol appunto questa sera contro il Breganze, un gol che può riaccendere la scintilla che manca al Montebello, che è mancato appunto per tutto il primo tempo ai biancorossi. Cocco, Tataranni, dal salto, e ora Gabri con l'uscita di fatto di campo di Alberto Peripolli. Montebello è in pista con una formazione a dir poco giovane, a partire dall'estremo difensore classe 2004 Carion, 2002 Loguercio, 2001 per Lombardi e Zordan, e 99 Thomas Cardoso. Diciamo che è solo un bel che vedere questo per l'hockey su pista. Allora l'esperienza di Tataranni verso Posito, Cocco, sicuramente il Montebello più fresco a livello di velocità, però dall'altra parte ci sono giocatori di un'esperienza non da poco. Solamente nominare Tataranni basterebbe, ma poi ci sono appunto Mattia Cocco e Stefano Dal Santo che storia dell'hockey italiano ne hanno fatta. Eccolo qui, proprio Mattia Cocco verso Posito. Dal Santo, tiro da fuori fortissimo, Tataranni in aria, Tataranni non riesce poi ad andare a concludere, Cocco allora ci prova Carrion. Vicinissimo è il Tata, perché qui la pallina gli è scappata, ma era andato via benissimo dalla marcatura. Molto vicino ancora il Tata al raddoppio personale, che di fatto voleva dire 4-1. Lombardi cerca di prendere velocità il Viareggino, ancora Lombardi, finta il tiro, cerca l'assist Cardoso, murato da Tataranni, e anche questa è una chiave per il Montebello, la velocità di Lombardi abbinata al fiuto del gol di Cardoso. Buona però in fase difensiva questa volta Max Tataranni, ancora la finta di Lombardi, c'è il fallo di Dal Santo, il sesto del Breganze. Il 6-4 la situazione dei falli di squadra. Intanto andiamo a vedere anche il 2-0 ora di Bassano sul Giovinazzo. Bassano che, ricordiamo, anche lui un avvio di stagione deludente, ma di fatto nell'ultima giornata ha pareggiato in casa contro il Forte e ha bisogno di punti per rilanciare le ambizioni. Tataranni può puntare Cardoso, Tataranni, Carrion, questa volta con il gambale, riparte veloce Cardoso, dall'altra parte c'è Lombardi, viene servito Lombardi, Posito ci mette la stecca, poi Cardoso pensa per un attimo all'alza, schiaccia di rovescio, murato però dalle stecche avversarie, e allora il Montebello a 1:20 dal termine della prima frazione di gioco cerca di imbastire una nuova offensiva. Cardoso, il tiro, deviazione, pallina che però colpisce il volto di Zordan dopo la deviazione di Dal Santo. Sì, brutto colpo qui per Zordan, vediamo che è costretto anche a uscire dalla pista. Lui, autore della rete biancorossa, rientra Andrea Borgo. E qua fa male, perché a quelle velocità. E allora la sfortuna che si abbatte ancora sul Montebello.
avuto spazio per andare al tiro. Cardoso è andato con la stecca a deviare Del Santo e poi la pallina buttata fuori fatto dalla deviazione di testa di Alex Zordan, da cui lo vediamo con una busta di ghiaccio sul volto. Tataranni all'indietro verso Dal Santo e allora Pusito. Cocco. Dal Santo ha un po' di spazio, gira bene il Breganze. Ora Tataranni si fa vedere sull'angolo, pressato da Lombardi. Tataranni con la classe in area, Cardoso chiude, ancora Tata, viene emulato, contropiede Montebello, lo Guercio, Verona, Cardoso, Verona due volte. Cosa ha fatto Gabri Verona? Perché incredibile, prima sullo Guercio, sulla ribattuta su Cardoso, un doppio intervento che veramente vale come un doppio gol. Montebello deve sfruttare queste grandissime occasioni. Lo Guercio ha aspettato fino al momento giusto, bravissimo Verona dallo spostamento palo a palo. Lo vediamo infatti soffrire il povero Mattia Verona, come appunto abbiamo ricordato prima, frattura al perone che di certo non lo aiuta. No, non lo aiuta, fa malissimo lui che appunto la posizione del portiere è sempre incucciata, sicuramente batterà molto sulla parte lesionata e sta veramente giocando e stringendo i denti in una maniera incredibile. Ora Borgo aveva trovato un bel corridoio per andare al tiro, 20 secondi al termine del primo tempo. Lombardi ha un buono spazio in area, Lombardi, Verona ancora, voleva qualcosina in più Lombardi, allora Dal Santo, arriva Borgo, ancora Borgo a lottare. Cocco vuole tenere palla Mattia Cocco, 10 secondi scaduti, c'è il fallo, C'è un altro fallo di Mattia Cocco, un secondo rimasto, sì, un secondo rimasto da giocare. Andrà sicuramente al tiro Lo Guercio in girata, per poco non trovava il gol Matteo Lo Guercio. Conclude qui il primo tempo, sicuramente meglio il Braganza del Montebello, che però negli ultimi minuti si è un po' svegliato dopo il gol di Zordan. Sì, sicuramente Montebello più pericoloso negli ultimi istanti, ma rimane il dominio del Braganza in avvio. Giusto risultato, Montebello che deve sfruttare questo entusiasmo perché i 25 minuti di gioco saranno sicuramente accesi. Ora qualche minuto di pausa e poi ci ricollegheremo dal Pallasport di Montebello per il secondo tempo di TR Chimica Montebello contro Venete Lab Braganza.
Rieccoci collegati dal Palasport di Montebello per il secondo tempo di TR Chimica Montebello contro Venetalab Breganze. La squadra ospite avanti 3-1 sul punteggio con le reti segnate da Torres, Cocco e Tatarani per il Montebello. Ha accorciato con il secondo gol in campionato Alex Zordan, un Montebello che per tutto il primo tempo ha sofferto il possesso palla della squadra di Crudeli, ha fatto fatica a trovare spazi da davanti, complice sicuramente un ottimo Mattia Verona, nonostante l'infortunio alla gamba sta performando sicuramente molto bene l'ex portiere del Vercelli. In campo le due squadre, Carrion per i Polli, Loguercio, Lombardi e Cardoso per il Montebello, Torres, Tatarani, Dal Santo, Posito e Verona invece per il Breganze, con Lombardi che è andato vicino al gol. Riparte Torres, conclusione Murato, Posito ancora e poi si accascia al suolo Cardoso, colpito sulla gamba Thomas Cardoso. Speriamo mani al volto per il portoghese. Ricordiamo nel primo tempo anche Zordan che ha subito un colpo sul volto. Sì, sfortuna ancora per Mauro Zini che dopo Zordan rivede probabilmente a fare a meno anche Cardoso. Speriamo che riesca quantomeno a rientrare in pista il prima possibile, ma veramente prosegue la sfortuna del Montebello. Esce zoppicando, si butta a terra il portoghese. Al suo posto entra Andrea Borgo, Brutta tegola, anche lui ritorna dopo un infortunio che l'ha tenuto lontano dalla pista per circa un mese. Ricordiamo sempre Pinasar infortunato nella scorsa partita contro il Monza, per lui uno stiramento che lo terrà lontano dalla pista per un bel po'. Montebello che allora dovrà fare a meno di Cardoso in questi istanti. Lombardi, scarico verso Peripolli, Borgo, entra Borgo, poi non riesce a capirsi con Loguercio, si alza un po' il pressing del Montebello. Dal Santo deve lottare con Loguercio, commette fallo, il quinto fallo di squadra del Monte contro gli 8 del Breganze. Sì, sicuramente Crudeli avrà impostato anche questo secondo tempo proprio l'attenzione di non concedere falli inutili, perché ricordiamo che a 10 ci sarà la punizione di prima, il tiro diretto a favore del Montebello. Peripolli può ripartire. Prosegue su questa fascia, finta tiro ancora per i Polli, dentro la stecca di Verona, riparte veloce il Breganze, Tatarani, Posito e Torres, servito a Torres, la stecca di Borgo che di fatto salva un gol. E allora contropiede del Monte, guidato da Borgo, la fucilata che non c'entra però lo specchio della porta, poi lo Guercio. Sì, aveva tutto lo spazio per calibrare meglio il tiro, ha provato una rasoiata che però finisce fuori dallo specchio, e anche questo è sicuramente il fattore che Montebello l'ha un po' penalizzato nei primi 25 minuti di gioco. Poca precisione nei tiri da fuori, che sappiamo benissimo quanto può regalare dopo in fase di ripartenza agli ospiti. Ora lo vediamo seduto in panchina Thomas Cardoso, ora Lombardi deve lottare con Torres, Lombardi cerca l'assist, ancora la stecca di Mattia Verona, ancora però Lombardi prosegue, retroporta e schiaccia, ancora una volta Mattia Verona. Tatarani che di fatto non è mai uscito dalla pista. Torres. Sì, lui un fedelissimo di Roberto Crudeli. Sono le stagioni di Scandiano per passare poi da Vercelli e ora anche a Breganze. Veramente il suo pupillo. Di Peripolli. Peripolli ancora, forse c'è un contatto con Tatarani. Dal Santo recupera, attenzione al suo tiro, Dal Santo prova a passare, Dal Santo Carrion
si mette il corpo davanti alla sfera, poi Borgo a lottare proprio con Stefano Dal Santo ad averla meglio, è l'ex giocatore del Forte dei Marmi che ora prosegue, cerca l'assist, c'è un contatto, fallo in attacco di Loguercio. Sì, sono caduti entrambi qui Loguercio e Del Santo. Il direttore non ha avuto veramente dubbi, ha fischiato fallo a sfavore del Montebello, anche se dalla nostra postazione si sarebbe detto il contrario. Vediamo, sì, che l'aggancio da dietro sembra proprio di Loguercio. Mi viene da dire che l'intervento è corretto. Bravi direttori, sicuramente hanno visto molto bene. Altro fallo commesso da Loguercio, il settimo del Montebello. Cardoso sembra aver recuperato dall'infortunio, così come Alex Zordan. Sì, proprio Zordan che si appresta a rientrare in partita. Lui, autore dell'unica rete biancorossa. Proverà ad affidarsi ancora a lui Mauro Zini. Tatarani all'indietro verso Dal Santo, blocco di Torres, Lombardi cerca di saltare fuori dal blocco, Pusito sbaglia, riparte Montebello, Borgo, bella la Veronica, ancora Borgo, finta il tiro, la pallina messa nel mezzo, però non c'è nessun compagno a ribattere a rete. Sì, forse era giusta l'idea iniziale, quella di andare a concludere direttamente, aveva tutto lo specchio per calibrare il tiro, ha provato l'assist, forse anche troppo generoso qui Andrea Borgo, che poteva sicuramente essere più pericoloso. Tatarani deve scaricare, riesce verso Torres, ora Dal Santo, finta il tiro, Torres non riesce ad avere sbocchi il Breganze, buona difesa della squadra di Zini, allora per i polli e per Borgo. Loguercio esce al posto di Thomas Cardoso. Si prova anche una nuova impostazione del Montebello ora in offensiva larghissima, vediamo in forma a rombo. Questo sicuramente per provare anche le conclusioni da fuori. Ci ha provato Andrea Borgo, pallina rimpallata dalle stecche rossonere. Tatarani, Dal Santo, bello lo scambio. Torres per Tatarani, si fa vedere, riceve Posito. Dal Santo, Torres cerca di convergere, poi c'è un contatto, tutto buono, il tiro di Dal Santo rasoterra, pallina che rimane lì, bravo Carrion a farla sua. Ma qui deve stare molto attento Lombardi, perché ha completamente dimenticato la marcatura di Tatarani, lui che è un rapace d'area, si è staccato benissimo dalla marcatura e poteva veramente mettere la firma al 4-1 del Breganze. Posito, c'è a vedere Tatarani, servito l'assist a cercare Torres, c'è la chiusura da parte di Cardoso, poi bravo ancora Torres, vuole l'assist, Torres, Carrion e poi Lombardi a rilanciare in avanti Borgo, può puntare ora Dal Santo Andrea Borgo, accompagnata, il palo più lontano, però non trova ancora una volta lo specchio il giocatore in casacca numero 6 biancorossa. Torres, ancora Breganze, torna indietro per Posito, si fa vedere Tatarani, pelo del Tata, spazio per Posito, torna indietro, Dal Santo, Torres, ancora Dal Santo, si alza il pressing di Peripolli, poi cerca di inserirsi, chiude Cardoso, poi Torres una steccata sulla pallina, difesa da Cardoso, mentre rientra in campo anche Alex Zordan per il Montebello. Cardoso, blocco di Zordan, falloso. Ma a mio avviso non era fallo questo, perché Zordan si era fermato nettamente in anticipo rispetto al movimento dell'attaccante rossonero. Non è del mio avviso il direttore di gara, ma qui secondo me fallo che poteva anche essere evitato, che di fatto ottavo fallo di squadra anche per il Montebello. Ora situazioni che ritrovano il pareggio, ricordiamo che a 10 ci sarà un tiro diretto.
Lombardi non trova sbocco in fase offensiva, allora Borgo cerca di mettersi in proprio, arriva in corsa Luca Lombardi, ancora però nessun compagno al centro. Arriva ora Cardoso, Lombardi, Zordan. Ancora Lombardi, viene incontro Borgo. Il tiro di Lombardi, poi Andrea Borgo deve difenderla su Torres, deve andare a concludere il Montebello e poi Lombardi non riesce nel tap-in, riparte il Breganze, lo fa male con questo passaggio Stefano Dal Santo. Nuovo possesso biancorosso, prova a partire in velocità Thomas Cardoso, può puntare Dal Santo, Cardoso, rovescio Dal Santo con le sue lunghe leve a dirgli no. Sì, Cardoso che deve sicuramente sfruttare meglio la sua velocità. Abbiamo visto innumerevoli volte quest'anno partire dalle retrovie e fare tutto da solo, il più delle volte anche riuscendo ad andare in gol. In questa situazione manca ancora una vita, ma vedendo la difficoltà del Montebello là davanti è sicuramente un fattore da provare questo per il bomber portoghese. Cardoso, eccolo qui la risposta da parte di Verona che lo vede all'ultimo, però bravo a metterci il guantone. Ora Torres ha molto spazio, il 57, lascia palla a Tatarani, di prima verso Torres, Borgo forse qui poteva lanciare direttamente Cardoso, il tiro sporcato con il guantone, la smanaccia Verona. Sì, ma deve essere più veloce nelle ripartenze il Montebello. In questo caso Andrea Borgo che temporeggia, aspetta i suoi, ma per infilare la difesa rossonera ci vuole sicuramente di più. Lombardi a lottare con Torres, Zordan, Borgo litiga un po' con la sfera, c'è la copertura da parte di Lombardi, prova a autolanciarsi, il tiro sporcato ancora da Falco Posito. Borgo, ancora Borgo, cerca di rientrare, c'è un contatto tra Torres e Borgo a commettere fallo, è il 57 rossonero, time out chiamato da Crudelli. 16:37 al termine, Montebello 1, Breganze 3. Sì, intanto andiamo a vedere anche i risultati che arrivano dall'altra sfida tra Bassano e Giovinazzo, in avanti proprio i giallorossi per 4-0 con la doppietta di Alberto Pozzato, rete di Ivo Silva e Guimaraes. Montebello che sicuramente deve cercare di avere più ritmo in zona d'attacco, non riesce a trovare le incursioni, gli inserimenti che la squadra di Zini solitamente riesce a trovare nelle altre situazioni. Sì, lo stiamo vedendo al di là dell'assenza di Patti Pinasar, che ricordiamo nuovamente quanto si sta facendo sentire, ma Montebello che proprio davanti fa veramente fatica ad entrare in area di rigore. Questo è comunque un merito anche per la formazione in rossonero, perché sicuramente Crudelli ha impostato la fase difensiva, a mio avviso, al top fin qui. Lo Guercio che tocca per Lombardi. Ancora Lombardi sul primo palo. Ancora una volta però che il Montebello non c'entra la porta. Poi Tataranni seguito da Lombardi, l'anticipo secco di Cardoso. Cardoso, l'intervento di Dal Santo, non c'è nulla secondo l'arbitro. Si lamenta il pubblico di fede biancorossa. Molto dubbio qui, molto dubbio, perché Dal Sando probabilmente si è toccato la sfera, ma l'intervento da dietro c'era, sicuramente un'occasione da analizzare questa. Ancora Cardoso cerca l'assist, l'anticipo secco di Ramiro Torres, allora riparte in 3 contro 2 il Breganze. Torres, la pallina viene sporcata dalla stecca di Zordan, ancora Torres all'indietro, Posito, Dal Santo, Torres anticipato dallo Guercio, pallina che poi esce dal rettangolo di gioco. Diamo intanto grazie alla regia di Lorenzo
Pellizzaro e alle riprese di Leonardo Bergamini. Vediamo se riusciamo ad andare a vedere l'occasione qui. Vediamo proprio Cardoso che fa partire il tiro qui, quasi pattino contro pattino, poteva anche starci un fallo. L'arbitro fa cenno di aver toccato la sfera. Lo Guercio sull'angolo, arriva in aiuto Cardoso. Lombardi da questa parte può puntare, Lombardi ancora, però la difesa rossonera che è messa benissimo in campo. Lombardi, deviazione di Torres, pallina alta, non secondo i direttori di gara. Allora dal Santo si alza il pressing del Montebello, fa fatica a uscire il Breganze. Ora Tataranni prende sul tempo Zordan, scambio con Facu Posito. Ancora Tatarani, per un attimo aveva pensato all'alza e schiaccia. Posito in area, Posito! Se l'era costruito benissimo, tutto da solo. Poi non è riuscito ad andare a concludere nel pallo più lontano. Parte in velocità Alex Zordan, attenzione al rovescio, Zordan, tiro ribattuto, c'è fallo però in attacco. Già battuto fallo ed è ora contropiede. Tatarani davanti a Carrion, Tatarani, ancora Tatarani, pallina in area di rigore, Cardoso la fa sua. Montebello che appunto sale a 9 falli di squadra, 9 anche per il Breganze. Allora parità sotto questa statistica. Si scaldano anche gli animi, Gabri, perché ora la situazione è bollente qui al Palasport. 9 falli, entrambe le formazioni. Al prossimo ci sarà un tiro diretto, ma manca ancora una vita. 14-28 ancora da giocare. 3-1 ancora a fare una parziale. Ancora lo Guercio si fa vedere fuori dai blocchi difensivi del Breganze. Ora a rombo la squadra di Crudeli, si fa vedere Lombardi. Cardoso parte per le sue, lascia palla a Zordan e allora Lombardi. Pallina di Zordan regalata alla difesa rossonera. Torres per Posito, ci mette la stecca Zordan, ancora Posito. Più della linea di passaggio Lombardi, pallina che finisce sull'angolo, ma ancora in possesso nella squadra di Crudeli. Del Santo, Posito, Posito ancora il 14, rimpallo Lombardi, non c'è fallo. Posito, Facundo Posito, il gol del 4-1 del Facu. Breganze che torna al più 3. Ancora doppietta di Facundo Posito che fa 4-1 per i suoi in un momento veramente pesantissimo. Grande gol, bella anche l'azione proprio dei uomini guidati da Roberto Crudeli, che trovano così un gol veramente pesante. Bella rete di Posito. Ora Montebello di nuovo sotto di 3 reti. 12ª rete stagionale per Facu Posito, che ha ricevuto anche un warning nel momento dell'esultanza. 13-25, Montebello 1, Breganze 4. È tutto da rifare ora per il Montebello, però non ci sta Lombardi. Per Cardoso, ancora la stecca di Posito. Cardoso cerca di inventarsela, c'è un fallo grande come una casa. Ha alzato la stecca a Verona sulla testa di Cardoso, ferma il gioco Andrisani. La stecca alta di Verona si è vista. Sì, si lamentano anche i giocatori perché qua il duo arbitrale ha esitato a fischiare, che al di là che tu possa vedere questo fallo, no, ma devi fischiare perché il giocatore si toccava il volto, era a terra, non hanno fischiato, hanno lasciato andare. Lasciatemelo dire, è veramente assurda questa situazione per il duo arbitrale che, vabbè... Sì, di fatto una steccata al volto di Thomas Cardoso. Ora fuori lo Guercio, rientra in campo per i Polli.
bello sotto di tre reti, non riesce a trovare il ritmo in zona offensiva, fa tanta fatica a creare scompiglio a Verona. Posito verso Torres, ora Dal Santo. Posito, bravo Peripolli nell'anticipo, si aiuta anche con il pattino. Peripolli, retroporta, non trova lo spazio, si vuole crearselo ancora Peripolli. Torres gli ruba palla, bravo qui Ramiro Torres, riparte in velocità però sbaglia il passaggio. Giocatore ex Mendoza, Serie A1 Argentina. Cardoso allo spazio, Cardoso, Verona lo aspetta lì, poi Tataranni con un brivido riesce a passare, ancora Tata, si crea lo spazio, Tataranni, Carrion ci mette i gambali, 4 contro 3 in favore del Montebello, guida Lombardi, Lombardi diventa per Zordan, ancora però il recupero di Tataranni, poi Dal Santo, metacampo avversaria e allora torna indietro da Tata. Sì, ora Braganza che imposta il gioco anche proprio in perdita appunto di far scorrere i minuti, perché di certo, attenzione, rigore, intanto rigore fischiato ai danni del Montebello, dunque occasione anche per allungare a 5 le reti, intanto warming per Lombardi. Warning per Lombardi, 10° fallo del Montebello, rigore in favore del Breganze. Sembra Cocco incaricato, che dunque può mettere un peso incredibile quando mancano 11:47. Mattia Cocco contro Juan Carrion, i due si sono affrontati anche all'andata, con Cocco che trasformò il rigore, per lui 2 rigori tirati, 2 gol. Cocco contro Carrion, parte Cocco, palo! Il palo da Mattia Cocco, ancora Cocco, però questa volta trova Carrion attento sul proprio palo, allora non sfrutta il rigore il Breganze, punteggio che rimane sul 4-1 però in favore Peripolli. Cardoso, ancora Cardoso, deve lottare con Torres. Peripolli all'indietro per Lombardi, parte in velocità il 7 Viareggino, Lombardi filtra, Lombardi aspetta, vuole l'assist, poi pallina che finisce nel retroporta e sarà 2. Sì, ha provato tutto solo Lombardi, ha steso anche Verona in extremis, ma era veramente in una situazione di porta molto defilata. Ancora il numero 7 al possesso intanto. Zordan verso Lombardi, si inserisce Peripolli, Lombardi rischia qualcosina ma salta l'uomo, Zordan e ancora Mattia Verona. Lombardi cerca di passare, diventa buona Peripolli, assist Peripolli ancora, Torres recupera per Tata, all'indietro Cocco, Tataranni, Dal Santo cerca di addormentare la partita il Breganze, scadono i 5 secondi per il Breganze, allora fuori Zordan, rientra Borgo. Sì, prova anche una formazione più offensiva ora Mauro Zini quando mancano 10:33, ma vedendo com'è andata tutta la sfida deve cominciare a correre di pari già ora. Intanto eccolo qua, 10° fallo fischiato ai danni del Braganza e ora Montebello che ha la ghiotta possibilità di rifarsi sotto, non sarà facile ma 10:28 può riaprirla veramente. L'incaricato sembra essere l'ex di turno Andrea Borgo. Per lui questa stagione 5 gol segnati, già 2 i tiri diretti provati senza però trovare. Sì, statistica
che non gli sorride per Andrea Borgo. È magari più solito vedere Cardoso andare a concludere dal dischetto. Non ha avuto dubbi invece questa volta a Borgo, che ha fatto proprio cenno. Ci andava lui contro Mattia Verona. Vediamo se riuscirà a riaprire questa sfida a 10-28 al termine. Ricordiamo che Montebello però deve anche stare attento ai propri falli di squadra, farmi a 9. Borgo contro Verona. Si carica battendo la secca al pavimento, parte Borgo. Borgo, Andrea! Borgo! Tiro diretto perfetto dell'ex Breganze e il Montebello che si fa sotto a 10-25. Un gol per lui molto importante, da come possiamo vedere da questa esultanza. Ed è un gol bellissimo, Gabri, perché guarda come ha steso Mattia Verona, doppio gancio. No, ha avuto la porta sguarnita. Montebello ci deve credere perché manca ancora veramente tanto. Questo gol può solo che caricare. Gol bellissimo di Borgo, sesto in campionato. Infatti può riaccendere le speranze per il Montebello. Ora Cardoso cerca di lanciarsi in avanti, Tataranni recupera Cardoso e pardon Borgo, c'è fallo, punizione di prima in favore del Breganze. 10° fallo. Sì, qui Moresco non ha avuto dubbi, non ci ha pensato due volte, ha fischiato proprio. Era il 10° fallo del Montebello. Ora ancora Massimo Tataranni dal dischetto, che può veramente riportare subito a 3 le reti di vantaggio. Tataranni contro Cariò. Può partire il Tata. Si attende il fischio, eccolo, Tataranni. Tataranni palo! Ancora Tataranni, Carion e poi lo Guercio. E poi commette fallo. Per Carion a battere Zini, infuriato col direttore di gara. Entrambe le squadre hanno esaurito il bonus tiro diretto. Montebello ha trovato il gol. Sarà ogni 5, vedendo quanto è accesa la partita. Montebello è già 11, quindi scadono i 5 secondi. Montebello allora può andare in avanti. Dieci minuti al termine. Lombardi parte in velocità. Lombardi, tiro murato dal Santo, pallina che poi rimane in campo. Tataranni ad averla meglio, lo mangia Borgo, recupera palla. Ancora Borgo. Borgo accompagnati, diventa buona per Lombardi in area. Lombardi non trova però il momento del tiro. Allora Cocco contro Cardoso, si arriva dall'altra parte Dal Santo in area. Dal Santo, la chiusura da parte di Thomas Cardoso, che ora può partire il portoghese. C'è il blocco di Lo Guercio. Cardoso, il tiro da Soiata, era più un assist. Poi Lombardi se la alza, c'è il contatto con Torres, non c'è nulla secondo il direttore di gara. Tataranni, assist, Torres, Tataranni ancora. Rimane a terra Borgo, Cardoso recupera e allora lì viene fischiato. Incredibile. Vediamo alla regia cosa riusciamo, perché Borgo ha preso pallina. E poi col pattino è andato a toccare Borgo. Si rimane sul 4-2. Lo Guercio all'indietro per Cardoso. Il tiro di Cardoso, Verona ancora con il guantone. Si esalta l'ex Vercelli, poi Borgo se l'era inventato, ha fatto tutto bene, non c'entra lo specchio della porta. Lo Guercio, Borgo ancora, poi Lo Guercio, il tiro a Verona di posizione, poi Cocco rischia qualcosina, si alza il pressing del Monte. Dal Santo, diagonale, Tataranni rientra. Torres,
lascia sul posto Lo Guercio, ancora Torres di fisico Lombardi, ancora Torres, assist a Tarani, Carrion! Però è questo che deve stare attento il Montebello, perché sbilanciarsi così avanti comporta il rischio di regalare occasioni importanti veramente come questa a Massimo Tattaranni, che è tutto solo sul Carrion. Ha avuto la meglio l'estremo biancorosso, ma che situazione, ragazzi. Time out chiamato da Crudeli, 8:20 al termine. Montebello che alza il pressing, il Braganza che cerca continuamente di fare la partita. Ora cambio, fuori Tata, entra Posito. Tanto 4-1 il parziale che arriva da Bassano a favore proprio ancora dei giallorossi contro la formazione guidata dall'ex 5-1 proprio ora. Alla firma ancora Ivo Silva, però appunto il giovinazzo dell'ex Pino Marzella, che dunque si appresta a rinviare nuovamente la gioia della vittoria in questo girone di ritorno. Giovinazzo che, ricordiamo, fermo all'ultimo posto, scusate, al penultimo posto, 4-8 punti, perché appunto è Lengas, ora a Lengas Vercelli occupare l'ultimo tassello. Lengas, ricordiamo che ha rinunciato a proseguire il campionato di Serie 1 e dunque sarà una ripartenza direttamente dalla Serie B per una piazza storica come quella del Vercelli, che ci auguriamo rientra nella massima serie il prima possibile. Montebello che ha 8 minuti quantomeno per trovare il pari. Cardoso verso Lombardi, ancora Borgo, prova a prendere velocità Lombardi, c'è il fallo di Torres, è arrivato con la stecca lunga il 57 rosso-nero. Lombardi chiedeva una sanzione maggiore. Ancora Lombardi allo spazio, tiro deviato dal Santo, poi Borgo, diventa buona, Lombardi in area, non trova il tapin vincente Luca Lombardi, poi Posito, Borgo, ancora Borgo, il tiro deviato per l'ennesima volta dalle stecche rossonere, poi la pallina è per il Montebello, il Braganza era partita in contropiede in maniera irregolare. Lo Guercio tocca per Borgo, ha spazio, cerca l'assist per Lo Guercio, ancora Lo Guercio deve lottare in area di rigore, pallina che rimane poi sulla stecca di Coccola, lancia in avanti, Borgo anticipa Torres, Borgo, Lombardi, rovescio, ancora la parata di Verona, poi Torres lascia sul posto Lombardi, tocco per Cocco, da questa parte da Santo, Cocco sull'esterno della rete, si inserisce Posito dal Santo, verticale verso Posito, retroporta, attenzione al Facu, lascia sul posto Borgo, attenzione Posito, Carrion con il gambale a dirgli di no, aveva fatto tutto benissimo Facu Posito. Sì, aveva fatto tutto benissimo il 14 rossonero, si è trovato davanti da solo Carrion, attenzione Cardoso dall'altra parte, può ripartire. Ancora Cardoso, murato da Torres, ancora Torres, ha spazio, diagonale Borgo, cerca l'assist, l'anticipo secco da parte di Torres, ancora Borgo, non c'è nessun compagno nel mezzo, si mette in proprio Andrea Borgo, scarico verso Lombardi, la chiusura, ancora Lombardi riesce a darla a Borgo, tiro di rovescio, Verona para Lo Guercio, Verona poi con la stecca,
poi Lombardi, ancora lui, Borgo, accompagnata Cardoso con un guizzo felino, riesce a parare, poi Lombardi, pallina alta e time out chiamato da Zini. Mentre il Bassano va per il 7-1 contro il Giovinazzo. Anche questo sicuramente un risultato che non sorride al Montebello, in quanto se le partite dovessero terminare così il Bassano andrebbe a quota 21 punti, esattamente come il Montebello nella nona casella della classifica. Il Montebello fatto si vedrebbe raggiungere in classifica dal U-Blocker Bassano, che ricordiamo non era di certo quella la classifica dei giallorossi. Vedremo una ripresa in questo ritorno. Ricordiamo anche il cambio in panca per la formazione giallorossa, con l'arrivo appunto di Zonta, che di fatto sta dando i suoi frutti, perché abbiamo visto dati positivi nelle ultime giornate. Crudelli si lamenta, Ma aveva fischiato alta, ma perché l'aveva toccata il giocatore rossonero. Qui intanto fallo di squadra, 12° per proteste da parte degli ospiti. Sì, con Cocco che di fatto si era portato con sé la pallina, quindi 12° fallo di squadra del Breganze, punizione in favore del Montebello. Borgo accompagnata, riparte il Breganze con Posito, corpo davanti alla sfera, raddoppio, riesce a gestire verso Tata, Dal Santo pressato da Logarcio, fallo dei 5 secondi, 5-16 al termine della gara. Breganze sempre avanti di 2 lunghezze, 4-2 il risultato. Borgo, ancora Borgo, Verona, poi Dal Santo, fallo di Borgo, già battuta la punizione, Posito davanti a Carion, Carion il palo, arriva Tataranni per Posito, Facu, Posito, 5-2 del Breganze, che di fatto mette in ghiaccio la gara. Circa 5 minuti dal termine, Gabri. Questo è un gol pesantissimo di Facu Posito, che può veramente mettere la parola fine a questa partita. Vero, manca veramente tanto, ma un Breganze che fin qui sta meritando questi 3 punti che di fatto lo rilancerebbero definitivamente in zona play-out. Sarebbero la formazione di Crudelli a quota 12 punti. Attenzione, ma non è finita. Montebello che ci vuole e ci deve ancora credere. Cardoso, il tiro ancora una volta deviato. Borgo, Posito, pardon, Cardoso, c'è fallo da parte di Cocco, già battuta la punizione, fatto male, e allora Tataranni è solo davanti Carion, Tata alza, Tataranni, Carion col casco, riesce a mantenere quantomeno vivo il Montebello. Tutta la punizione Dal Santo per Cocco, ora Facu Posito, arriva Cardoso in raddoppio, Tataranni, Cocco, fa vedere Posito, preferisce giocare semplice verso Dal Santo, diagonale Tataranni, ora Tataranni riesce a uscire dalla marcatura di Cardoso, arriva il pressing anche per i Polli, bravo a gestire la sfera il Breganze, mentre ci sono contatti tra Tataranni e Cardoso. Per i Polli contro Cocco, ad averla meglio è il giocatore capitano biancorosso questa sera, Alberto Peripolli, che ora riparte
Ancora Peripolli, accompagnata facile per Verona. Cocco ancora in avanti, pallina che esce. Lombardi, Borgo, ancora Lombardi, non trova spazio il Viareggino. Allora Cardoso, altro tiro da fuori, murato da Cocco, pallina che va sul soffitto, sarà a 2 nel centropista. Peripolli, cercato Lombardi, il Koch è arrivato con la stecca, riparte veloce ancora, fa composito, lascia Tatarani, ha spazio Tata, preferisce gestire con esperienza Tatarani, poi Cocco, salta Lombardi, ancora Cocco, poi cade Borgo in un contrasto, si alza Cocco, rimane a terra Del Santo. Si è caduto male qui Stefano Del Santo, sembrata un contrasto, sanno che Lombardi e Cocco hanno qualcosa da dire. Comunque Del Santo che è caduto proprio di schiena in un contrasto con Cardoso, mi sembrava, battuto proprio zona bassa della schiena, fa molto male, sembra che possa continuare la sfida. Tatarani lancia in avanti, recupera Peripolli, Montebello che deve recuperare 3 reti in 2:45 che rimangono da giocare. Passaggio arretrato sbagliato da parte di Lombardi. Di fatto un Montebello che questa sera non è mai riuscito a entrare veramente in gara. Sì, risultato più che giusto questo per la formazione dei Crudeli, che trova così 3 punti fondamentali per rilanciarsi in classifica. Formazione vicentina che ha operato tanto nella sessione di mercato di gennaio, portando in cantera gente come Tatarani, Mattia Verona tra i pali e mister Crudeli. Nonostante il brutto esordio a Forte dei Marmi, questa sera sta facendo vedere un gran potenziale, lasciamelo dire, un merito incredibile anche a Mattia Verona, che era in dubbio fino alla fine per la frattura al perone, ha stretto i denti il giovane Forte Marmino, e veramente una prestazione fin qui da capogiro. Peripolli sbaglia l'appoggio, riparte veloce il Breganze con Tatarani, l'assist per Polito in qualche modo Carrion. E allora Peripolli lascia palla a Borgo, può puntare, Borgo, tunnel, Borgo! Aveva fatto tutto bellissimo, poi Cardoso in mezzo a 2, Cardoso, Del Santo, rimpallo, ancora Cardoso. Vuole lo spazio per il tiro, trova Borgo, poi pallina nel mezzo, rimpallata da Torres. Borgo allo spazio per l'alza, schiaccia, vuole crearlo per i Polli, che cosa ha preso Verona? Mamma mia, è andato con la manata, veramente che intervento questo. E allora riparte veloce ancora il Breganze con Tatarani, per Posito Tatarani, Carrion poi l'allontana, Cardoso mangia vivo Posito, riparte ancora il portoghese, rientra Torres, ruba palla, Torres ancora, poi ci litiga, in pressing Lombardi, aggressivo il 7 del Montebello, a commettere fallo è Ramiro Torres, già battuto la punizione. Cardoso per Lombardi, murato da Tatarani, poi Borgo cerca di lanciarsi, non c'è nulla nel contrasto con Torres. Lombardi, Borgo in area, Borgo! Golasso ancora di Andrea Borgo, 1:12 da giocare, 5-3 ancora Andrea Borgo. Bel gol ancora di Andrea Borgo, bella azione, perché l'assist qui di Lombardi è veramente sublime, ma 1:12 allora è difficile per il Montebello, che però non smette di crederci.
vuol dire che non ne abbiamo, cioè ne abbiamo viste anche in situazioni diverse, però. Pallina recuperata da Lombardi. Ricordiamo il Breganze quota 14 falli. Lombardi, finta, ancora Lombardi, colpisce dal Santo, poi Posito. Ultimo minuto intanto. Posito per Tata, cerca di giocare ora ai quattro cantoni il Breganze. Torres, c'è libero Posito, servito, retroporta. Torres ancora. Tataranni. Vediamo ora come si allarghi il gioco del Breganze, retroporta Tataranni. Cerca l'assist, Cardoso recupera. Può partire Thomas Cardoso. Il tiro fortissimo, ancora una volta non c'entra lo specchio e poi pallina che per poco entra in porta. Allora Posito riparte per Tata, servito, ancora Tata. 10 secondi al termine. Breganze che gestisce, pallina giocata lunga il più lontano possibile. E allora il Breganze che si porta a casa questi 3 punti di fondamentale importanza in chiave salvezza, vince per 5-3 un Montebello totalmente sottotono questa sera. Sì, risultato giustissimo per la formazione di Crudelli che trova i 3 punti appunto questa sera e lo fa in modo netto, 5-3 il parziale, partita che non è mai stata in dubbio. Giusto così, grandi gol, grande partita proprio dei rossoneri. Montebello in veramente sottotono questa sera, che difficilmente è stato pericoloso ai pressi di un incredibile Mattia Verona, che ricordiamo ha giocato da infortunato. Giusto così, bella serata di hockey. Montebello che ora sarà atteso appunto nel turno di Coppa Italia contro il Forte dei Marmi per giovedì prossimo, e poi sarà turno di riposo appunto per i biancorossi, perché avrebbero dovuto giocare in trasferta contro l'Engas Vercelli, mentre un Breganze che nella prossima sfida ospiterà in casa l'Amatori Vanschellodi. Dunque partitona anche qui per gli uomini di Roberto Crudeli. 5-3 il parziale, è tutto dunque dal Palesport di Montebello. Appuntamento ora proprio qui tra le mura di casa dei vicentini, fissato a domenica 11 febbraio contro Amatori Vanschellodi. E da Simone Carraro, Gabriele Pellizzaro, che è scappato per le interviste finali. Un ringraziamento alla regia di Lorenzo Pellizzaro e le riprese di Leonardo Bergamini. Un augurio di una buona serata e arrivederci alla prossima sfida del Montebello.